Siamo tutti su tu stesso giro, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici. La nostra canzone che fa da sigla, che abbiamo ascoltato, poi continua perché praticamente ci sorge una domanda spontanea, no? Se è vero che noi dimentichiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fare domanda, e di tutte le cose che ne siamo chini quando morimo, non ne portiamo niente, amici miei. E poi abbiamo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara a chi ne luccio spirito e ne facciamo tanti grannezzosi, io, ma siamo solo ciucci e presuntuosi, dice la canzone. E allora poi continua perché non la facciamo sentire tutta. Allora, ma chi ci ha fatti? Non è che ha sbagliato alcuna cosa? Ecco, il Padre Eterno che per mezzo di Gesù Cristo ha creato tutto con l'opera dello Spirito Santo, non è che avesse sbagliato alcuna cosa. E io dico nella canzone, chi ne ha fatto? Non si è sbagliato, perché aveva prevista tutta s'ambroglia, tutta questa confusione, ne ha fatto liberi di sbagliare, liberi puro e ne ammazzare. Chi ne ha fatto non si è sbagliato, ne cocia a tutti, anche a me, a tutti, dentro lo stesso brodo, ne giracchiano, rassa quadara, piano piano, come a quadare dei frittole, le nostre frittole che devono stare dalla sera prima per cuocersi piano piano, ne giracchiano, rassa quadara, un te ne ha preso, ne sa aspettare, chi ne ha fatto? Non si è sbagliato e ne va bene veramente, e per salvare proprio a tutti quanti ne ha dato un figlio, ecco, Gesù di Nazaret, e lo figlio è Dio, un figlio del Padre Eterno, colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create, non per andare in corruzione, no, ma per essere salvate, ecco il sale, salvate. E ne va bene veramente, e per salvare proprio a tutti quanti ne ha dato un figlio, ne ha data la mamma, ecco, la madre di Gesù. Gesù ci ha consegnato a lei, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Chi ne ha fatto? Non si è sbagliato, e ne va bene veramente, e fino all'ultimo momento ne perdona tutti a Lucia, lo ne vuol portare. Ecco, domenica scorsa, non so se vi ricordate che entrare nel regno di Dio, ci siamo detti, che è facilissimo. E questa è la novità che ha portato Gesù. Non c'è bisogno di tante formule, di riti per entrare nella vita eterna, nella vita nuova, per andare in paradiso. C'è bisogno di lasciarsi perdonare. Ecco, e oggi lo sentiremo ancora di più, che è sempre lo stesso tema, perché Dio ha mandato suo figlio nel mondo per venirci a salvare stando con noi. Si è curvato su di me, su di te, su di noi, ed è disceso giù dal cielo per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi, come compagno, come amico. Ecco, allora, se consideri le nostre colpe, Signore, dice l'antifona di questa domenica, chi potrà resistere? Se il Signore considerasse tutte le nostre colpe, tutte le nostre magarelle, tutti i nostri traffici,
siamo tutti trafficanti, magari non siamo trafficanti di droghe, e trafficanti di cose brutte, ma siamo sempre trafficanti di cose tristi ultimamente, ecco, per affermare noi stessi. Ecco. Se considerasse le nostre colpe, Signore, chi potrebbe resistere? Mi viene sempre in mente la battuta del cardinale Consalvi a Napoleone, quando Napoleone stava confiscando tutti i beni della Chiesa e dice al cardinale: Eminenza, fra poco la Chiesa la distruggiamo del tutto. Ci risponde al cardinale: cara Eccellenza, non ci siamo riusciti noi, cardinale, a distruggere la Chiesa, non ci riesci manco tu. Ecco, perché il mistero della Chiesa è che è fondata da Gesù su un uomo che ha conosciuto la misericordia di Dio qui sulla terra prima di andare in paradiso, San Pietro. Tu sei Pietro, tu che mi rinnegherai 3 volte prima che il gallo canti, e io su questa pietra, sulla tua fragilità, ma sulla tua semplicità di cuore che hai accettato il perdono, no? Come ha fatto Giuda, no? San Pietro, io edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi, perché il diavolo c'è tras, lo dice a Paolo VI, che anche nella chiesa entra Satana, per le finestre che dovevano essere aperte allo spirito è entrato il fumo di Satana, c'è. Quindi non mi sta attenti tutti, io per primo, ma pure tu, perché Gesù ci ha insegnato la preghiera a tutti, agli papa, agli cardinali, agli vescovi, agli privati, agli monaci. Se non la recitiamo veramente con tutto il cuore, con tutta l'anima, se non siamo in unione, in comunione con Cristo da poter dire Padre, liberami, amici miei, il male agisce. Allora se consideri le colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, il mestiere di Dio è perdonare. Ecco, lasciamolo lavorare. Dio nella nostra vita, come? Nella maniera più semplice, riconoscendo i nostri sbagli, i nostri peccati. Il mestiere di Dio è perdonare, non è che Dio vuole aggiustare la terra come immaginiamo noi. Dio si è riposato il 7° giorno perché finalmente aveva una creatura da perdonare. L'animale, le piante non hanno bisogno di perdono. A balena che si mangia i pesci più piccoli, eccetera, eccetera, le bestie feroci che mangiano, non peccano, è la natura, non hanno bisogno di... L'uomo, maschio e femmina, io e te abbiamo bisogno di essere perdonati, carissimi amici, perdonati. E questo è il mestiere di Dio, perdonare. E la domenica è il giorno in cui vorrebbe lavorare Dio, il giorno suo, il giorno del Signore, il giorno della vittoria sua sul peccato e sulla morte. Facciamolo lavorare il Signore per la nostra gioia, perché Lui ci vuole donare la sua gioia, non ne può fare essere tristi. Allora, la preghiera di questa domenica che dice: ci preceda e ci accompagni sempre la tua grazia, Signore. Perché? Noi siamo come ubriachi tante volte, ci ubriacano tante cose nella vita, no? Perché sorretti da te, da che cosa? Dal tuo paterno aiuto, sorretti. Non ci stanchiamo mai di operare il bene. Perché le cose non vanno bene nella vita personale, nella vita tante volte delle nostre famiglie, delle nostre comunità, nella classe, a scuola, al lavoro, all'ospedale, al carcere, non vanno bene le cose, perché tutti quanti a turno, oggi io, domani tu, ci stanchiamo di fare il nostro dovere. Pure le mamme si stancano di fare il loro dovere, i papà. E figuriamoci se un medico non si stanca, ci muoviamo solo quando vediamo i sordi, perché dice che i sordi fanno venire la pistolicia, che tante volte una pratica, una cosa, quando vedono i sordi e bustine e bustarelle, corruzione, amici miei, corruzione dappertutto.
perché noi non siamo capaci di non fare niente per niente. Cioè noi abbiamo sempre bisogno del tornaconto, e il tornaconto sono i soldi, ce l'ho pure detto, dice senza soldi misso non se ne canta, se volete celebrare qualche messa ricordando qualche persona caro o per un'intenzione, venite da me che senza soldi ve la celebro, ma poi non dovete essere fessi che dice non vale la messa se non dai i soldi, ma che siamo un po' confusi, amici miei. Oh, svegliatevi, svegliamoci tutti quanti insieme. Il cristianesimo non è una religione, è un altro modo di vivere, è un cominciare ad assaggiare un po' dell'altro mondo in questo mondo, sentire un po' il paradiso, staccarsi piano piano, ma staccarsi da sti benedetti, ma certe volte sono maledetti sordi. Anzi, se c'è qualcuno che volesse fare qualche offerta per i miei fratelli in carcere, per la parrocchia dove sto cercando di fare alcune cose, datemi che li uso, state dicendo non li uso per i cioriti, io tengo una pandicella, ma condiendo facilmente, non vado in cerca di cose superiori alle mie forze, cerchiamo di fare qualcosa per aiutare specialmente i più piccoli a venire educati bene, a venire su bene, a sentire questo sguardo buono di Dio su di loro. Allora coraggio. Quando ci stanchiamo di fare il bene, che cosa dobbiamo fare? Non ci dobbiamo scoraggiare, dobbiamo riconoscerlo e chiedere al Signore che ci dia Lui la forza di fare il bene senza stancarci. Allora ripercorriamo velocemente le letture. La prima lettura è del profeta Isaia che parla appunto perché Dio ci ha creati, no? Dio preparerà, il Signore degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte, ecco, ed è il monte Calvario, il monte dove Gesù è stato inchiodato alla croce, un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Attirerò ogni uomo a me, dice il Signore, quando sarò innalzato da terra. Il centurione, quando ha visto morire Gesù in quel modo, ha detto mizzica, questo davvero è il Figlio di Dio, Gesù, il Cristo, il Figlio eterno di Dio, perché morire in quel modo come è morto Gesù, amando anche chi lo ammazzava, non è una cosa umana, è divina e umana, perché questo è il mistero di Cristo, ecco. Il delinquente, l'assassino che era crocifisso con Gesù, è andato in paradiso, ha rubato il regno di Dio all'ultimo momento. Gesù, ricordati di me quando sarai in paradiso. Ecco, questa è la gioia a cui ci chiama Dio, la gioia di essere amati veramente, perdonati, perché quando sbagliamo stiamo male noi, facciamo stare male agli altri. Allora Dio che fa? Ha punizione, e allora non cambiamo mai. Questo non è Dio, questi siamo noi. Eliminerà la morte per sempre, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, ma il Dio di Gesù Cristo. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato e si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci ed esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Ecco. Ti adoriamo, oh Cristo, la domenica in modo particolare, perché con la tua santa croce, anche dobbiamo cantare su questo, adoriamo Cristo e ti benediciamo. No, adoriamo Cristo perché con la sua morte in croce ci ha salvati. Cioè la faccia, amici miei, non è tanto quando se ne parla, quando si prega, nella vita. Cioè, noi cristiani siamo quegli uomini che più conosciamo noi stessi, perché siamo fragili, siamo deboli, più conosciamo noi stessi e più conosciamo gli altri e più ci innamoriamo di Gesù Cristo,
non degli animali. Agli animali gli vogliamo pure bene, senza esagerare. Cani, gatti, uccelli, qualsiasi tipo di animali, sono creature di Dio che dobbiamo amare e rispettare, ma non li umanizziamo troppo. Noi dobbiamo amare noi stessi e chi ci sta a fianco, gli uomini. E gli uomini sono deboli, sono fragili, gli uomini invidiano, sono gelosi, sono cattivi, siamo egoisti. Capite? Veniamo ingannati. Amare gli animali non ci vuole niente. Noi dobbiamo amare Dio, il Dio di Gesù Cristo. Allora possiamo pregare con Gesù. Se siamo uniti a Gesù, allora possiamo dire il Salmo. Se no, parole, parole, parole. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Se Cristo è in me, io posso dire. Se no io, il Signore è il mio, non manco di nulla. Mi mancano un sacco di cose. Mi mancano i centimetri dell'altezza, mi manca il fisico, mi mancano i titoli di studio, mi manca tutto, amici miei. Mi manca mio figlio che è morto, mi manca mia mamma, mi manca mio papà, mi mancano i soldi, mi mancano tante cose. Ma se io sono in comunione con Cristo, mi manca la salute. Ma se sono in comunione con Cristo, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia che tende allo sconforto, l'anima di ogni uomo. Mi guida per il giusto cammino, dietro a Cristo, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Ecco, Cristo è il compagno nostro inseparabile della vita, ecco, sia quando siamo nella gioia, nella salute, ma sia quando siamo nell'angoscia, nel dolore e anche quando siamo nel peccato, perché possiamo dire: Signore, ricordati di me, abbi pietà di me. Quindi tu davanti a me, cosa ci sarà alla fine del nostro cammino, che possiamo pregustare qui sulla terra? Una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sono termini un po' che non sono nostri, ma la festa è festa. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. E guardiamo il Vangelo che ci ripresenta questa verità semplice. Perché Dio ci ha creati? Diceva il Catechismo, Dio ci ha creati per conoscerlo, entrare in relazione con Lui, amarlo perché Lui ci ama, Lui ci perdona, servirlo in questa vita, ecco, e cercare di farlo conoscere ad altri e poi goderlo nell'altro in paradiso, ma già qui. Allora cosa dobbiamo chiedere a Dio? Al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci illumini gli occhi del nostro cuore. Qua è bellissima questa espressione, per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, non di una vita lunga, di una vita così beata come la intendiamo noi, di una vita vera. Ecco, allora Gesù in quel tempo prese a parlare con parabole sempre ai capi dei sacerdoti e ai farisei, persone legate alla regola, alle leggi, ecco, e alla voce della coscienza che sempre ci rimprovera. E disse loro: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma quei servi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze, venite. Ma quelli non se ne curarono e andarono, chi al proprio campo, chi ai propri affari. Ecco, la stessa cosa, la domenica è il giorno del Signore, ma le nostre chiese sono semideserte se non c'è una ricorrenza, una circostanza particolare. Normalmente le persone che praticano con fedeltà i sacramenti sono pochissime, la maggior parte sono in tutt'altro indaffarati. Altri poi presero i suoi servi, i profeti, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Ecco, Gesù qua
ragiona come si ragiona in genere, no? Il ragionamento umano. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non ne erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Guardate che entrare in paradiso non ci vuole niente. Gesù dice che le prostitute e i pubblicani ci sorpassano, a quelli che non hanno fatto certi peccati e che sono tristi, perché dimenticano che non hanno scelto nulla, non hanno scelto di venire al mondo, nessuno di noi ha scelto di venire al mondo e di essere quello che è, se lo ritrova, ecco, o rifiuta o accetta. Chi ti aiuta ad accettare? Io non sono cieco. Io non sono su una sedia a rotelle, io non ho subito grandi traumi. Allora perché? Allora accettare. E allora come fa un altro ad accettare la sua condizione? Allora io sono più fortunato di un altro, ma lasciatemi fregare, per piacere amici, mi manda a quel paese a tutti. Ecco, Gesù a che cosa serve? Che è venuto a fare? È venuto a fare, dici quattro fesserie, è venuto a farci accettare le cose come vanno. Senza Gesù quindi si bestemmia, ci si incazza, si fanno cose pesanti, amici miei, e non mi fa meraviglia. Perché? Perché uno sta male se non conosce Dio nel modo giusto. Allora Dio chiama tutti. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, tutti. E la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Ecco, in paradiso, amici miei, noi dobbiamo essere, per entrare in paradiso, dobbiamo essere immacolati, come l'Immacolata Maria. Maria è stata preservata dalla macchia del peccato in anticipo della morte e resurrezione di Gesù, perché era la madre. Ma noi veniamo resi come Maria, immacolati per la passione, la morte, la resurrezione di Gesù. Ma ci vuole la fede, amico mio, amica mia. Se tu non credi, non serve a niente. Niente, non ti salvi, puoi essere guarito, puoi godere di questa benessere che anche il cristianesimo, i cristiani hanno contribuito a fare, ma non sei salvo. Si spagnica, muore in un momento all'altro e perde tutto, e quindi non sei salvo. Allora, come si entra nel paradiso, nel regno di Dio? Facile, lasciandosi rendere immacolati dall'acqua e dal sangue che sgorgano dal cuore di Gesù come una sorgente di misericordia per tutti, perché Dio ha misericordia di tutti, di me, di te, di tutti. E quando entra il padrone e vede che c'è uno che non indossa l'abito nuziale, ecco, che c'ha l'abito macchiato, perché? Perché non se lo è fatto smacchiare. Ecco, c'erano due uomini crocifissi con Gesù. Uno ha fatto una morte brutta, lamentandosi, con quelli che lo ammazzavano, con Gesù che non faceva nulla per salvarlo, e un altro è morto in grazia di Dio. Capite? Questa è la libertà mia, la libertà tua, che ci dobbiamo giocare, me la devo giocare io e te la devi giocare tu. Ecco, riconoscendo, non facendoci meraviglia di nessuno, perché siamo tutti fragili, a parole, tutto, ma poi pecchiamo in pensieri, in parole, in opere e in omissioni, tutti quanti. E non possiamo entrare, entriamo perché ci avviciniamo umilmente e chiediamo perdono a Dio e chiediamo perdono ai fratelli. Ecco, quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti. Ecco, quante persone oggi nelle chiese di tutto il mondo ritorneranno a casa con quella gioia di essere stati perdonati? Io penso pochi, pochissimi. La maggior parte delle persone vanno a messa la domenica, si trascinano, i preti fanno le solite cose, la solita predica, e poi si ritorna a casa e non succede niente. Ci sia pianto e stridore dei denti.
trascinamento. Invece chi accetta il perdono, la misericordia, viene rinnovato. Ecco. Allora noi dobbiamo sperare, pregare che il Signore ogni giorno, ogni ora ci ristori con la sua misericordia, ma noi gliela dobbiamo chiedere. Ecco, questo è il nostro peccato, la preghiera. Allora, carissimi amici, vi lascio una buonissima domenica e vi do l'appuntamento alla prossima, ma sempre a Dio piacendo, e sapessi de mangassi per me. Ciao ciao. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre a puzza sotto il naso, facciamo a gara chi nel nostro spirito, e ne facciamo tanti canni su,